zingaro, voglio vivere come te. I've tried to warn you with logic. La giornata qui nel giardino di Singano è anche stupenda, però ragazzi non è ancora calda a sufficienza per fare il giretto col materassino. La piscina sarebbe anche già pronta, se proprio però devo criticare un attimo il mio giardino, diciamo che la piscina oggi è anche abbastanza irrequieta per mettersi lì col materassino, c'è un po' troppa corrente. Per carità, avevo detto mi preparo una corda e me la leggo da qualche parte, solo che sai, tra dire e il fare c'è di mezzo il torrente, cioè la corda dove la lego e soprattutto al materassino dove la lego, potrei legarmela sia al polso a me stesso, però dove la leghi? Un'altra cosa, l'abbiamo ricordato ieri dietro le quinte con David e non è stato registrato. Giustamente quando vai in montagna devi renderti conto, devi sapere che le vipere solitamente stanno in mezzo dove vedi tutti questi sassi dove ci sono io e al sole, ok? Non all'ombra. Quindi siccome le vipere sono sorde, non hanno orecchio ma sentono solo le vibrazioni, è buona cosa sbattere dei sassi, sì, attenzione a dove li prendi sti sassi, o meglio ancora andare via con i famosi bastoni da montagna, perché così batti, no? E crei queste vibrazioni, questi colpi e le vipere solitamente scappano. No vabbè, siccome poi c'è ognuno che ha i propri gusti e tu sai che io rispetto le idee di tutti, per coloro che invece vogliono farsi mordere dalle vipere consiglio innanzitutto di farlo in primavera, perché sono più cariche di veleno, hai capito? Non hanno ancora scaricato le ghiandole sulle prime prede del post letargo. Successivamente, no, di andare proprio nelle zone rocciose sotto al sole, di sdraiarsi e mentre ci si sdraia magari fare tipo l'angioletto, no? Hai presente quello che si fa sulla neve? Tra l'altro poi, no, in tema di vipere, ragionando, se c'è stato questo enorme aumento di topolini, di conseguenza, no, crescono le prede e, come i documentari ci insegnano, crescono anche i predatori. Ti ricordo poi che se vuoi una zona di torrente più tranquilla per buttarti tipo me col materassino, oppure di metterti con la sedia lì a mollo, no, come facevano i noneti gli altri anni, ti ricordi? Devi proseguire a sinistra, quindi guardando l'area camp ti tieni l'area camper alle spalle, entri in questo sentiero, a destra nascosto c'è l'entrata per il torrente dove siamo appena stati, mentre a sinistra prosegui e troverai dopo 200 metri circa questa bella parte di torrente che si allarga e anche si calma, perché è più basso, c'è l'acqua meno corrente e quindi stai veramente molto bene. C'è anche una bella fettina all'ombra. Ma sempre per il discorso che ognuno ha i suoi gusti, se invece preferisci stare sul cemento sotto al sole cocente, allora puoi stare qui a giocare a basket, oppure puoi fare anche cardio, perché no? Buongiorno Italia. Oggi sai cosa facciamo? Oggi non è niente, no. Oggi ci riposiamo, che non è niente, ma è un percorso parallelo, no, a quelli della distruzione che abbiamo avuto nei giorni precedenti. Quindi la zona
a parte il Sacrario Militare, l'abbiamo visitata proprio tutta, ok, in bicicletta, e quindi oggi ci dedichiamo al riposo di mente e soprattutto corpo, più che altro il corpo pareto, qui in giardino, fuori di casa di Singano. Benvenuto. Vedi, questa è una delle spiagge dove io vorrei utilizzare il materassino, solo che è tutto bello, soprattutto Singano, però non la vedo così calda a sufficienza da buttarmi col materassino in acqua. Siamo a metà giugno, o per capirci, ieri sono andato a letto, ho acceso i termi. Ovviamente è acqua corrente, quindi è fredda, però sinceramente o mi si è rotto qualcosa nel termostato qua, la sento meno fredda, perché è femmina, ci ho guardato sotto, sì, delle altre volte. Pertanto assaporiamo per una decina di secondi il giardino di oggi. C'è anche venticello, non vorrei dire adesso. Il paradiso, ragazzi, il paradiso! Certo, però, come in tutte le cose, abbiamo già affrontato più volte questo argomento, non può essere il paradiso, questa calma, questo nullafaccentismo, questo riposo, ecco il termine corretto, se prima non c'è un attimo di istruzione, cioè una bella sfaticata nei giorni prima in bicicletta, piuttosto che delle giornate impiegate a lavorare, eccetera. Altrimenti, come abbiamo più volte analizzato, diventa dovuto dopo un po' e soprattutto, insomma, anche noioso. Perché? Perché ci sono questi due aspetti del dovuto, no? E della ripetizione, cioè tutti i giorni sta roba qua, capirai che uno va via di testa, soprattutto un essere umano che ha il sistema nervoso predisposto alla ricezione massiccia di stimoli, quindi stimoli visivi, uditivi, conoscitivi, via discorrendo. Conoscitivi nel senso, in termini di linguaggio, ossia conoscenza intellettuale, quindi andiamo oltre, no, i cinque sensi dell'olfatto, la vista, l'udito, eccetera. Io mi sono rilassato anche troppo perché Ser Singano, no, che si è autoproclamato nobile, no, ha i giardini più grandi di quelli dei Magnaschi dell'epoca, cioè ettari e ettari e ettari di giardini sconfinati. Pertanto sì, andiamo a vedere l'altro giardino. Ok, diciamo che come nelle migliori vite c'è stato un bel po' di cambiamento, questo a causa delle alluvioni. Bravo, vedo che sei preparato, hai studiato. Sì, questa parte di torrente era molto larga, quindi io l'avevo un attimo pensata per il materassino, però mi sa che nell'eventualità dovesse salire il caldo, boccio per il materassino ovviamente e basta questa mia seconda spiaggia e utilizzerò quella più vicina, quella proprio appena fuori alla porta di casa. Eh sì, vedi, alberi caduti, sassi everywhere, e come giustamente ci diceva il buon Francesco, no? Francesco il Pilus, che si è stravolta un attimo la geografia locale. Tieni anche conto poi che qui, vedi, alle mie spalle, lì c'era il sentiero, credo non sia nessun problema tagliare un attimo e proseguire, solo che io la vedo così: sono periodi in cui questa zona non è ancora ben battuta dai turisti o dalla gente del luogo, ok? Le strade, i sentieri sono ancora abbastanza selvaggi, con roccioni eccetera, e vedo molto facile il discorso di incappare in vipere, perché visto quest'anno c'è stato un'esplosione, no, di nascite di topolini nelle nostre montagne, cioè del Veneto e del Friuli, quindi dal Cansiglio fino qua anche alla Val d'Arzino trovi veramente
migliaia di questi topolini, è un'invasione veramente pazzesca. Hanno sentito un biologo, no, in merito a questo strano aumento, e questo signore niente spiegava che è normale perché ci possono essere dei periodi in cui le nascite sono maggiori, periodi minori, però ripeto il discorso di prima, sì, di ieri, se aumentano le prede di conseguenza aumentano anche i predatori. In più, i più attenti avranno notato nei video precedenti che c'erano le pecorelle che passavano fuori casa, tante pecorelle. Cosa significa? Le pecore portano anche le zecche, quindi zone così un po' abbandonate, selvagge, con tutto così in disordine, quindi sentieri non spianati, non ripuliti, puoi immaginare che qua zecche e vipere, bam! Per carità, non è matematico che te le prendi così come, non è che sto parlando male di San Francesco che è il mio posto preferito, assolutamente no, ti sto dicendo come funzionano le leggi della natura, ok? Quindi l'aumento di prede col conseguente aumento di predatori, poi le zecche, adesso tieni conto anche il periodo giusto perché è inizio estate, quindi tutto un numeroso insieme di fattori portano a un'alta incidenza di poter trovare vipere e zecche. Ah, l'albero maestro, non l'albero maestro delle navi, bensì l'albero maestro che ti insegna. E sai cosa ti insegna? Niente, che non c'è nulla da imparare, che tutto è così come deve essere, il tutto è di una semplicità allarmante, no? È solo l'essere umano che ha questo giocattolo, no, dentro alla scatola cranica, chiamasi cervello, no? Dopo per carità chi lo usa bene, chi lo usa male, ma quello è un altro discorso, che crea tutti questi ragionamenti, che crea i nomi alle cose, no? Che dà le spiegazioni, le motivazioni, le formule, ma in realtà vedi, l'albero ti insegna che non c'è assolutamente nulla da imparare. Poi ovviamente per convenienza, se l'uomo vuole vivere in una civiltà, deve abbandonare tante cose e deve seguirne tante altre. Quindi nel nostro caso, no, che non siamo i Mowgli, è d'obbligo la conoscenza, quindi non solo il linguaggio per interagire con gli altri, ma la conoscenza anche che ci porta a avere un mestiere, per poter acquistare certe cose, cibi, riscaldamento, protezioni varie, insomma è a questo che serve la società. Sì, la società serve a darti protezione e in cambio di questa protezione dalle forze del male, che in realtà insomma sarebbe la natura che ti distrugge e ti schiaccia come fossi un moscerino, tu rinunci a te stesso, prostituisci la tua anima per amalgamarti agli altri, per diventare uno stampino, e questo diventare uno stampino è una necessità posta come legge per non creare disordini o caos importanti all'interno di questa società che ti protegge. I miei nuovi vicini di oggi sono Dennis e consorte. Probabilmente stavamo vedendo che questo poleto è moribondo, mi fa anche molta pena perché sarebbe che ho già soppresso una volta un gatto, non ho più tanto il coraggio e probabilmente c'è del veleno in giro perché ne vedo tanti morti così per strada. Come ci diceva il buon Pilus, che sarebbe Francesco, molto è cambiato dall'ultima alluvione, tipo uno dei miei sentieri preferiti che portava alle piscine è crollato in più punti. Vi state infrattando? State facendo l'infrattamento? Questo è più o meno quello che rimane del sentiero che facevamo in bici. Vabbè, insomma, l'importante è proseguire. Si accettano scommesse, Italia. Secondo te cadi in acqua? Non cadi in acqua? Non mandare avanti il video, prima scommetti, poi guardi il video, ok? Vedi? Cade, non cade? Cosa dici? Ah, sì, più o meno. Ok, ce l'ha fatta. Adesso andiamo anche noi. Questo è il famoso mulino di Beppo che ti avevo già fatto visitare un anno fa o 2 anni fa. Secondo me è da fare tipo veloce, cioè senza esitazioni, così, se no ti vengono le vertigini, tutte le cagate là, hai capito?
sempre i teenager che si fanno le fotine, vedi? I teenager che si fanno i selfie. Ah, quanto romanticismo in un sedicinoni solo, eh? Dalla regia invece ci dicono che c'è il piccio per il mulino dell'acqua, ecco, che io non avevo visto, quindi adesso andiamo a vederlo. Hai la luce? Non mi ricordo. No, non c'è la luce. No, tu hai la luce. Ah, sì, scusa. Aspetta che fermo pubblicità occulta, ciapa, quella è della Olight. Ah, quella famosa. Pare che tieni premuto perché ha varie potenze. Adesso non mi ricordo. Cosa? Guarda la ruota sotto. Ah sì, la macchina, è vero. No, ma può andare più potente mi pare, eh? Sì, così al minimo, aspetta. Non so come si fa. 1, 2, ecco. No, Sì. che luce che fa sta Sì. benedetta. Qua probabilmente c'era il... Guarda che Tocchi. c'è la ruota. Ah sì, la macchina. Twist Italia, quanta cultura in tuo sgabbiotto solo, eh? E là c'era il perno che passa fuori. Perno. E è quello che abbiamo visto all'esterno. Qual è? Vari bulloni molto... Gli attrezzi dell'epoca. E fassette metalliche dell'epoca. I ciappini, e tu? Questo era un piatto secondo voi? No, forse. No. No. Il fieno sopra, una conchiglia. Perché probabilmente, come ti avevo detto, no, milioni di anni fa, il Cansiglio era zona palestre, paludestre, paludosa. Un consiglio. No, ma appunto, che magari anche qua, no, è successa la stessa cosa, no? Vedi che c'è la conchiglia qua. Lagunare, no, paludare, paludosa, eccetera. Lagunare era la parola che avrei voluto utilizzare. Sgabbiotto, oddio, non so. Cioè, se... no, boh, un portapici? Probabilmente no. Per quello, però intanto... Eccolo. Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontana del Mondo. Vai Figari!